tutti, vi do il benvenuto alla terza selezione regionale Veneto di Miss Grand Prix. Prima di cominciare voglio assolutamente ringraziare Villa Momis che come ogni anno ci ospita e quest'anno ci ospita con una nuova organizzazione. Infatti lo scorso anno eravamo soliti vedere la presentazione di Armando Pigna, mio grande maestro che ringrazierò sempre tantissimo per avermi insegnato questo splendido lavoro. Stasera vedrete me affiancata da Marco Crepaldi che vedremo più tardi sul palco. Ma ora cominciamo e quindi vi do appunto il benvenuto a Miss Grand Prix 2019. Qui subito Miss Grand Prix su Facebook e Instagram, così potrai vedere e supportare le tue Miss preferite. Benvenuto anche dai partners della manifestazione. Abbiamo Ducati Moto, Caffè Mocambo, Best Cosmetici per capelli, Legea Keep Running With Us, New Faces and the Star e Mary Edge di Costa, La Dolce Differenza. Intanto qui alle mie spalle vedete le concorrenti, intanto le vediamo in un bel liscione. Per importanza, perché è colui che mi sopporta e mi supporta letteralmente in tutte le selezioni, Marco Crepaldi. Marco non solo nel 2011 si è classificato secondo al concorso vincendo la fascia molto più bello d'Italia, onore di Mister Italia Forever, proprio per gli ottimi risultati ottenuti nel mondo dello spettacolo e della moda. Allora Marco, questo è il nostro primo anno eventi regionali, quindi un anno impegnativo per noi. Tu stasera giochi in casa, come ti senti? Innanzitutto mi sento doveroso di ringraziare questo pubblico caloroso, di ringraziare i titolari Massimiliano e Luca per questa ospitalità e soprattutto per questa splendida cornice. Ringrazio te, ti faccio i complimenti perché appunto abbiamo accettato di fare questa sfida assieme, però ci conosciamo da anni e quindi sappiamo che le sfide nuove a noi ci affascinano sempre, quindi daremo il massimo e quindi ben venga insomma. Grazie mille Marco, ci vediamo più tardi. Ora torniamo alla bellezza tutta al femminile, infatti le nostre ragazze sono pronte nei loro coloratissimi bikini e allora andiamo a rivederle e ripartiamo dalla concorrente numero 1. Giulia Seno.
misurato. Misurato da 19 anni. Madalina Angela Usano. Anna Vittoria Zanatta. Lisa Boscolo, ha 18 anni e viene da Chioggia.
passerella vediamo Giada Casellato. Rivediamo tutte insieme per permettere alla giuria di vederle un'ultima volta e definire le loro decisioni. Qualche minuto di pausa per deliberare appunto con la giuria. Scopriremo tra pochissimo chi saranno le vincitrici di questa sera. E ora iniziamo con le premiazioni vere e proprie. Mi giro perché le ragazze si sa che hanno l'occhio lungo e io voglio mantenere l'effetto sorpresa. Quindi intanto chiamo qui con me sul palco Alberto Menardi. E Alberto premierà Miss Grand Prix Auto. E allora la concorrente che questa sera si aggiudica il titolo di Miss Grand Prix Auto è la numero 3, Erika Tuzzato, 17enne di Mira. E allora andiamo a scoprire anche Miss Grand Prix Talento. Miss Grand Prix Talento questa sera è la concorrente numero 1, Giulia Seno. Guardate che super premio per la nostra Miss Grand Prix calcio di questa sera. Allora andiamo a scoprire chi è. Numero 12, Giada Casellato. Miss Grand Prix Fitness questa sera a Villa Momis è la concorrente che ha gareggiato con il numero 9, Beatrice Brisotto. Siamo giunti all'ultima fascia da assegnare, quella di Miss Grand Prix Moto, finata allo sponsor Ducati. Prima di assegnare questa fascia vorrei ringraziare Mario Polesi, questa sera è stato presente per video e foto, lui veramente è fedelissimo del concorso, quindi ti ringrazio per essere stato qui con noi. Allora, non indugiamo oltre,
Andiamo a scoprire la nostra Miss Grand Prix Moto di questa sera, Miss Grand Prix Moto Villa Momis. Lei è la concorrente numero 7, Lisa Boscolo, 18enne di Chioggia.